C'entro anch'io, c'entro anch'io. Rieccoci a Centro Anch'io, tra pochissimo il proverbio in dialetto, ma prima guardate quanto è bello questo monumento sepolcrale frammentario con attis e trofeo in pietra di Botticino. Reimpiegato nel muro esterno della chiesa di San Salvatore, questo monumento sepolcrale fu recuperato nel 1834. Le figure scolpite rappresentano Attis, divinità orientale seguace della dea Cibele, legato alla ciclicità delle stagioni e alla vita ultraterrena. Nel nord Italia il suo culto si diffuse alla fine del I secolo d.C. come divinità protettiva dei sepolcri. I due Attis sulla lastra sono ai lati di un trofeo costituito dalle armi conquistate al nemico. La figura maschile sottostante doveva rappresentare il defunto, il cui nome doveva essere ricordato nella parte superiore mancante. Allora, lo sapevate che il Caez è il Gamia Oio de Giga? Noi sì, mo gli altri vediamo un po'. In compagnia di Alessandro, in gamba, sgamato, studente delle scuole superiori. Che cosa studi? Studio turismo all'Euroscuola. Turismo, buono, bella sta cosa, poi ci porterai a spasso per il mondo. Senti Ale, il dialetto tu lo conosci, è abbastanza turistica come lingua, la lingua dialettale? No, non lo conosco purtroppo. Sei di Brescia? Sì, Qua della città. città. Senti Ale, El Caez e il Gamiaoio de Giga, che significa secondo te questo? Il cane vecchio non ha mica voglia di giocare. Vabbè, dice che non lo conosce, l'ha tradotto bene. E che significato può avere? Qual è l'insegnamento di questo proverbio? Quando sei vecchio non hai più voglia di fare quasi niente. Abbiamo bloccato la signora Paola che stava sfrecciando con la sua bicicletta agli 80 all'ora. Guarda, questo è centro storico, bisogna andare adagio, Ha ragione, moderiamo la velocità. ha ragione. La signora Paola è gentilissima e anche molto simpatica. Senta, è il Caez, è il Gamiaoio de Giga. Il cane vecchio non ha voglia di giocare. Esatto, la traduzione è questa. Cioè, quindi è una cosa che non la riguardo, che lei è giovanissima, bellissima. Che significa il Caez e il Gamiaoio de Giga? Non lo so. Lei possiede cani? No, Altri animali? no, Niente. nessun animale, no. C'è il nostro cinoperatore al massimo, volendo, occupa un po' di spazio. Una stanza in più ce l'ho. Sì. No, bisogna vedere anche il frigorifero però. Anche quello. Il cane anziano non ha più voglia di giocare. Esatto, tu possiedi cagnolini, animali, 2 tartarughe. tartaruga, è giocherellona? Sì, Sì. Quanto ha? Quanti anni ha? 7 una e 5 l'altra. Ma te vanno in giro per tutta casa? Sono tartarughe d'acqua o da terra? No, di terra, di terra. Ah, vanno in giro nel giardino quelle. Hanno il loro recinto e la loro casetta. Sono uscite al letargo, sì. Da poco, Ah, da poco. un mesetto. Pensa, e quando ci rientrano poi in letargo? Quando comincia a far freddo, settembre, ottobre. El Caez e il Gamiaoio de Giga, lo spieghiamo brevemente perché si è già intuito, insomma, il cane anziano non ha voglia di giocare, il cane anziano può essere anche traslitterato alla persona anziana. Gli anziani, insomma, non sempre sono pronti per farsi trascinare dall'entusiasmo dei loro nipoti, vista l'età. Grazie per la vostra compagnia, vi lasciamo ai nostri ragazzi, arrivederci alla prossima. Ciao Marco, se ti dico al Kökömer, cosa ti viene in mente? L'anguria, il cocomero. Il Kökömer è il cetriolo. Ti piace? No. C'entro anch'io.